La leggenda della pazzia. Pietro Luzzu. L'esimia scrittrice Grazia Deledda, scrivendo che in ogni circondario dell'isola c'è un villaggio sul quale si è sempre sfogato lo spirito attualmente caustico del popolo, e se per il circondario di Sassari quel villaggio sarebbe sorso, e per quello di Nuoro Lodè, Oristano avrebbe Seneghe e Paoli Latino, due grosse borgate, dalle quali ci è pervenuta la seguente leggenda riguardante la pazzia. Dietro il pozzo di Santa Cristina, presso Pauli, fu trovata una donna bellissima d'aspetto di forma. Era la pazzia, la quale fu colà deposta di notte da uno di Samugheo. I paulesi non la conobbero e, attirati dalla rara bellezza, la condussero in paese. Le allestirono un'elegante abitazione e le imbandirono una lauta cena. Dopo alcuni giorni il villaggio era sottosopra. Tutti gli abitanti la visitavano e tutti ne rimanevano invaghiti, non soltanto per la straordinaria bellezza, ma anche per le gentili maniere e per il vasto sapere. La fanciulla fu la loro dea. Menava una vita ritirata e il suo unico svago era quello di trastullarsi coi gatti. Riceveva tutti i paolesi con modi garbatissimi, rispondeva su tutto e a tutti e li consigliava, introducendo sempre, prima di proferir verbo, l'indice della mano destra in un vasettino di terra nerastra che teneva stretto nella sinistra, dal quale lo cavava tinto di rosso o di nero, e da quell'operazione dipendeva sempre il buono o cattivo frutto degli stessi consigli. E quando essi erano sfavorevoli, la donna si rendevano tosto invisibile agli uditori. Trascorso un mese dall'arrivo, la dea fece sapere agli abitanti la sua imminente partenza, ed essi, spiacenti e accorati, oltremodo chiusero tutte le uscite del villaggio affinché là non potesse scappare. Tuttavia, arrivato il giorno fissato, uscì di casa, ringraziò con un bel garbo gli abitanti per l'ospitalità ricevuta ed offerto a ciascuno dei più assidui frequentatori della sua casa un pezzetto di ferro della lunghezza d'un dito, assicurandoli che con ciò avrebbe riacquistato una parte di fermezza perduta durante la sua assenza fra loro, si avviò verso l'uscita del paese. Quando v'arrivò, la trovò tutta chiusa, con rami d'alberi a guisa di steccato. Ma la pazzia non si sgomentò e, trasformatasi in un avvoltoio, spiccò il volo, lasciando i paolesi con un palmo di naso e con poco sale in zucca. Volò con gran velocità, in pochi minuti fu in Milis, ove riprese la forma primitiva. Vi si invaghì dei verdeggianti boschetti d'aurumi e, inebriata dal soave profumo dei loro fiori, riposò per una mezz'ora. Da quel dì gli uomini di Milis sono industriosi e le donne assai fredde. Da Milis passò per Bauladu e vi infuse la poltroneria e la vanità. Di là prese la via di Solarussa e, appena vi pose piede, bevette la brillante e squisita vernaccia e si ubriacò, lasciandovi in ricompensa uomini risoluti e donne civette. Sfumata la sbornia, si recò a Oristano, dove mangiò cavoli, fichi ed altra frutta. Perciò gli abitanti di quella città sono agricoltori ed avari, linguacciutte e troppo pettegole le donne. Di poi visitò il paesello di Santa Giusta. Qui vi riposò sulle rive
dello stagno, si dissettò con quelle acque, vi buttò tutto il sale che aveva tolto ai diversi abitanti dei paesi e si immerse ignuda in mezzo alle onde fino alle natiche. Da quell'istante quelle acque divennero salse e gli abitanti di Santa Giusta rimasero con poco cervello. Da Santa Giusta ripassò in Oristano senza fermarvisi e di là s'avviò a Cabras. Ivi gustò le prelibatte botarghe e tracannò un bicchiere del corroborante vino nero. E poiché le botarghe sono un cibo eccitante ed il vino di Cabras è troppo alcolico, la dea vi creò gli uomini ubriaconi, befardi ed attaccabrighe e le donne belle e libidinose. Da Cabras andrò a Riola con l'intenzione di riposarsi, ma dovette subito scappare per la molestia delle zanzare, piantandovi dispettosamente uomini rozzi, donne brune ed affumicate. Da Riola si recò a Sonnigazza, ove riposò un giorno. Dopo passò per Barattili, Settiani e San Veromilis. In quest'ultimo villaggio rubò un canestro ad una popolana e vi lasciò uomini traditori, deboli e paurosi, e donne volubili. Si diresse dopo a Narbolia, dove lasciò uomini robusti e donne brune. Di lì salì a Seneghe e vi prese stanza. La pazzia trovò in quel villaggio un'infinità di cortesie, come in Paoli. Giovani e vecchi se ne innamorarono subito, e chi di loro la vedeva più volte al giorno riputtavasi fortunato. Molti giovanotti stavano appresso a lei, ma l'intenzione di ritirarla a loro per servirsene nei più voluttosi piaceri. Nessuno vi riuscì, perché la fanciulla tenne duro. Indispettitisi di ciò, i seneghesi, ritenendo inutile possedere una beltà infinita senza giovamente, pensarono di cacciarla via. A tal scopo si radunarono a consiglio i più autorevoli giovanotti e le più savie zitelle. La trama giunse agli orecchi della dea, la quale si procurò la morte mangiando un'erba velenosa che faceva morire quel riso. In tal modo la pazzia, trovata a Pauli, vi stette un mese e dopo aver visitato i Campidani di Oristano, Simagis e di Milis, riparò a Seneghe, ove cessò di vivere, lasciando i seneghesi litigiosi e di testa troppo leggera e le donne libidinose e sciocche. Una versione ristrettissima di questa leggenda fu narrata, or saranno 10 lustri, dal funottaio Raimondo Flores de Seneghe al mio povero genitore e da questi trascritta in dialetto. La trascrizione però non corrispondeva esattamente al dialetto di Seneghe e per ottenerla mi sono dovuto rivolgere a di un mio amico di là, il quale aderì di buon grado soddisfacendo il mio desiderio. Ecco dunque il vero testo dialettale.